Sapete bene, il concorso letterario e così anche con Cambias ha varie velocità. Adesso rallentiamo in maniera decisa. Chiamo innanzitutto un coro eccezionale che viene da Cagliari, il loro nome è Studium Canticum, li invito qua sul palco e li accompagniamo anche con un applauso e vi dico che è un applauso così meritato sulla fiducia, ma poi avrete modo di sentire di cosa sono capaci. Il coro è diretto dal maestro Andrea Macis. Sorridete, non c'è problema, avete queste facce, siete vestiti, no, ma sorridete. Continuiamo l'applauso, non lo sento, non hanno mica finito di arrivare alla loro postazione, Eccoci qua. E sul palco anche Giulio Landis e Raimonda Mercuro. Dicevo che abbiamo un taglio un po' più lento, un po' più pensieroso, ma ciò non toglie comunque sorridente. Qualche tempo fa un altro amico di Concambias, ma soprattutto un amico, così non c'è più qui praticamente, ma ci sta seguendo da una regia che non è quella là dove ci sono tutti i tasti, ma una regia un po' più alta, che veramente sovrasta e soprassiede a tutto. Lui è Sandro Azara, veramente un caro amico, uno scenografo, ha lavorato tra l'altro per diversi teatri, non solamente in Sardegna, ma la cosa più importante è che c'è il microfono del cantante che è acceso, per questo abbiate pazienza, un attimo va in frequenza. Un amico che ha lavorato per tanti teatri, ma soprattutto ha costruito qui una grande amicizia con tutti noi, quindi un applauso a Sandro Azara e sentiamo per lui questo omaggio. Ho provato a fermarti con tutta me stessa, gridando al cielo il tuo nome sbiadito. Ma scontavo de lucis e scorius de colore, bisuras e caras, culiaras con dolo, sin ulierus, in su core stellina, sapori nostri, sa misturaus a pari, ciricus de stelle, singhendi stanotte, lunas, cantadoras, e alleluia. Voce roca, usata per una sola volta, così da rompere il silenzio sceso su quelle pareti bianche. Ma ascoltavo le review su Mundega Marolla, torrata ste centus anticus e attovius, saviores decenti con fuetus e roscius, frastimus dispera, o conosci su grasa, imbriagheras sinceras, o forzais alergia, lunas, cantadoras, de alleluia. Alleluia, alleluia, Dopo non ho detto niente, neanche con lo sguardo.
dias e su gioco. Pacienti c'è non perdi, su lì era che puvas. Su mamma tua, ti sprigo furioso a saterra. In noi zombie si cede di pensamento cumplidos, liberos e scene sinceras, lunas, cantadoras e alleluias. Alleluia, 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 Solo il tempo di una sigaretta, mentre guardavo il fumo che si perdeva e capivo il senso delle parole fanciulle. Ascoltavo, è una vita che si sceravo, che non ho mai compreso che da arricchio. T'assicuro che a Santi lui allassavo, a comprare un giasso un po' di aderentas, un buono teolastro di nobi da cielo, lunas, cantadoras, di alleluia. Alleluia, 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 alleluia. You say I took the name in vain, though I don't even know the name. But if I did, well really, what's it to you? There's a piece of light in every wall. It doesn't matter what you hold. The holy of the golden, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Applaudite ma sorridete, dovete sorridere, non era un momento di tristezza ma un momento di gioia, perché era una gioia dedicata a Sandro, sempre così col suo carattere, sempre un porso, sembrava, ma era molto, molto simpatico. Ringrazio e chiedo un applauso adesso solamente per loro, lo Studium Canticum diretto dal maestro Andrea Macis. Grazie ragazzi. Come vi dicevo, gli applausi fatti in anteprima sulla fiducia ci stavano e adesso sorridenti, uno alla volta, ve ne potete andare, ma sorridenti questa volta, dai, grazie ancora, bravi, bravissimi, il maestro magari rimane qua con noi per un attimo, lo torturiamo, non ve lo restituiamo, eccoci qua, vi accompagna l'applauso del pubblico, del popolo di Puncambias, grazie. Certo è difficile, no, il maestro sta qua un attimo, è difficile riprendere, come dire, dopo questo momento così di toccante, ma come abbiamo detto dobbiamo sorridere perché è il nostro motto. Maestro, ci spiega un po' questo coro, da dove nasce, cosa fa? Aspetti.
È acceso, è acceso. Allora, intanto buonasera a tutti. Per giustizia, il coro è diretto dal maestro Stefania Pineider nella sua attività ordinaria, fondato da lei. Io sono un corista, musicista, e quindi do una mano quando c'è bisogno. Però canto con loro praticamente il 99% del tempo che passiamo insieme. Il coro sta a Cagliari, è nato nel 98. Ci dedichiamo alla musica polifonica principalmente, ma ci siamo stupiti all'inizio della manifestazione di oggi sentendo Carmina Burana, perché abbiamo eseguito anche Carmina Burana. Quella la cantava Giulio all'inizio, fa tutto lui, la cantava Giulio. Bravo Giulio. E quindi insomma ci dedichiamo un po' a un repertorio misto con prevalenza polifonica. Poteva dire che era il maestro, comunque nessuno lo sapeva. Gli applausi. Ancora a Studio Canticum di Cagliari abbiamo avuto con noi quindi un rappresentante che è Andrea Macis. Chiamo però, per continuare questo momento, chiamo sul palco Usci, che è la moglie di Sandro, quindi la chiamo qui sul palco per un piccolo omaggio che noi, popolo di Concambias e Libera la Farfalla, vuole fare. Io non so, non vedo Usci, non so se sta arrivando. Eccola qua, un applauso anche a Usci. Gli applausi servono anche di accompagno. Ciao Usci, ben trovata. Ben trovata Usci. È difficile così stare sul palco, parlare insomma di Sandro, ma noi, come ho detto, lo vogliamo fare col sorriso, perché questa deve essere la connotazione che contraddistingue anche noi, così come lo faceva lui. Insomma, noi abbiamo pensato di darti un'opera eccezionale, perché era un uomo eccezionale, è un uomo eccezionale, fatta da un maestro che diventerà famosissimo, eccezionale anche lui. Chiamo sul palco nuovamente Gilberto, ti regaliamo un quadro, un suo quadro, tra l'altro estemporaneo, visto che lui lavorava qui sul palco di Concambias. E niente, se vuoi dire due parole Usci, noi ti siamo grati davvero, quello che senti. Aspetta, lo accendiamo, eccolo qua. Sì, grazie. Allora, grazie prima per l'invito per stasera, ben volentieri. Io ho prestato un paio di fotografie di mio marito. Mi viene molto in salita di dire qualcosa. Sono passato probabilmente anche troppo poco tempo. Comunque questo paese, che io sono arrivata nel 76, che vuol dire da 36 anni mi dà ospitalità, e insomma ho pensato di ringraziare così a tutti questi amici che io sono riuscita a conoscere qua in paese. Comunque vi prometto, rimango, voglio vivere qua a San Sperata e continuare a vivere insieme a tutti voi. Grazie. Questa è l'opera di Gilberto che mettiamo a favore di pubblico. Grazie Gilberto, gentilmente offerta da Gilberto. Applauso per entrambi. Grazie ancora Usci, è stata gentilissima, grazie di tutto.